Scusi, lei, c'è un'altra fatto in linea, ma lei si è mai definito chiodone? Prego? Lei si è mai autodefinito chiodone? Io no, però può darsi che qualcuna mi abbia definito No, quando ero giovane. Stefano Zanetti mi scrive su Facebook: buongiorno, il senatore Paolo Scarpa conferma di essere ancora il chiodone come lei si ama definire. Non so, dell'attuale sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, a fronte ai successi ottenuti come presidente dell'agricoltura, ammette che nel comune di Portogruaro il centrodestra non riesce a regalare le soddisfazioni elettorali da anni? Ah certo, no, lo ammetto, lo rivendico. Cioè, allora, guardi, purtroppo è successo questo. È successo che a Portogruaro il centrodestra ha provato la prima volta con un eccellente candidato che era, mi ricordo, il mio amico Gian Daniele Muschietti. Non andava bene. Seconda volta con un altro eccellente candidato, l'avvocato Geremia, bravissima persona anche lui, non andava bene. Terza volta abbiamo provato con uno di origini cattoliche, l'ingegner Mazzon, altra straordinaria persona, non andava bene. Abbiamo provato con Tabaro, che è segretario regionale, quindi una persona seria, anche lui, un professionista di primo piano, non andava bene. Devo anche dire che l'anno scorso noi abbiamo vinto le elezioni come liste. Abbiamo avuto l'anatra zoppa a Portogruaro, nel senso che il candidato sindaco non ha avuto la maggioranza, mentre il centrodestra ha avuto la maggioranza. Dopodiché hanno continuato per altri mesi, siamo ritornati a votare e questa volta è andata in questo modo. Qual è il problema? Il problema è molto semplice, che a Portogruaro, che è la mia città che adoro, dove sono nato, dove vivo, che amo profondamente perché poi tra l'altro è bellissima, purtroppo siamo un po' così e ci descriveva Ippolito Nievo nell'Ottocento. Se mettiamo candidato Fioravanzi nel centrodestra o nel centro-sinistra, qualcuno dice che va bene e altri diranno sì, però mi va a salutare male quel giorno, non mi piace le cose. C'è anche un filmato in occasione delle elezioni amministrative, il senatore della Repubblica Paolo Scarpa, conclude il suo intervento, non so, pare che lei abbia detto sarò il chiodone di Tabaro, non lo so. Il chiodone? Non lo so. No, ma no, forse mi ha capito male, perché francamente il chiodone è un termine che non ho mai usato io. Ma insomma, ve lo stanno mandando. Lo trovate sulla mia pagina di Facebook, ve lo guardi, adesso, quando vado in ufficio più tardi mi vedo se ho detto il chiodone, sai, ne dico tante. I politici ne dicono di tutti i colori, può darsi che mi sia scappato anche il chiodone, ma non ricordo francamente. Ma è fantastico che mi trovo nel link. Non ne capisco il significato, perché se potesse essere, no. Però è fantastico che mi trovo la cosa al volo, le chiedo scusa, telefonate a tanto in attesa, è divertente questa cosa. Su Facebook la trovate. Non vorrei che fosse un problema di caratteristica anatomica, ma non credo che sia così. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. È alto e magro, un chiodone, un grande chiodo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno Giovanni, buongiorno all'ospite che non ho capito chi è. Il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato.